Allora, intanto grazie a tutti perché veramente a ogni posto si trovano persone meravigliose e devo dire che siete stati magnifici, ottimi compagni di avventura. Come vi ho detto all'inizio, è la seconda volta che faccio il corso, ho dei blocchi miei, lo so benissimo, però il mio motto è insisti, persisti, raggiungi e conquisti. Non mi fermo un primo no, non me ne frega niente, trovo l'ostacolo, lo raggiro, rifarò un'altra volta il corso, non me ne frega niente, so che sono sulla strada giusta, lo continuerò a battere, sto terreno, perché so che il metodo funziona. Ne ho visti tantissimi colleghi che hanno fatto il corso, li chiamo colleghi perché ormai sono vabbè, così il termine per me, e il risultato lo vedi, c'è chi ci arriva prima e chi ci arriva più tardi. Lui mi odierà Nicola perché mi hanno detto non arrabbiarti, se prima ti ho detto una cosa, ho detto mettere per iscritto su un libro bianco, quindi su una mente di un bambino, è molto semplice perché è un libro bianco. È dato del bambino, insomma. Per me invece, dove sei comunque carico di un passato, di un vissuto tuo, che può essere pesante o meno, e sei molto più chiuso, quindi devi scremare e ritornare veramente bambina con la mente per recepire queste cose. Però vedo che sono sulla strada giusta, perciò gli saluto a tutti. E comunque con qualcuno, scusi se te lo dico, però lo dico pubblicamente che poi non ti arrivi qualche notizia flash così, con qualcuno abbiamo detto facciamo i passini a casa mia. Bene. Quindi siamo già in 4-5, quindi lo dico pubblicamente, bambole, 1, 2, 3, 4, ok? Bene, ok, grazie mille Nicoletta. Grazie. Love me do